Buon sabato amici di Sport Sicily, siamo qui per un'altra giornata di calcio. Oggi qui alle ore 14 allo stadio Velodromo di Palermo si scontreranno TF Padroni di casa contro Renzo Lo Piccolo per il campionato Under 15 Elite. Adesso aspettiamo giocatori che si schierano in campo, partita vivace da quanto sembra. Pochi minuti e si parte. Si parte, primo possesso per il Renzo Lo Piccolo, Terrasini. Adesso palla lungolinea, fermato, ottimo l'anticipo. Poi adesso il TF, partire in contropiede, viene fermato per spazio il pallone numero 10, trova l'11 del Terrasini che prova ad andare adesso via lungolinea in velocità, ci riesce, scappa via benissimo, può metterla in mezzo, viene frenato, poi prova a passare con un tunnel, spazza via il pallone, ancora in area di rigore il pallone, poi forse c'è un tocco con la mano, l'arbitro lascia giocare. Prova a proteggere il pallone numero 11, ma si gioca, dice il direttore di gara, e quindi palla lungolinea direttamente a cercare la punta. Può andare, esce anche il portiere, in su questo pallone, il portiere che protegge il pallone, esce fuori in rimessa laterale. Ancora questo Renzo Lo Piccolo, può andare adesso il TF che può provare a calciare il destro da lontano! Arriva il gol, l'1-0 della TF, ha fatto un gol incredibile qui Scavone Francesco dalla distanza che va sotto la tribuna a abbracciare un suo caro, ha fatto un gol incredibile, uno spunto della TF in questi primi 3 minuti di gioco, un gol incredibile, quello di Scavone. 1-0 TF, subito primo squillo che arriva. E quindi 1-0 per i padroni di casa. Palla lunga, testa, fermato, attenzione perché c'è adesso il numero 9 lo Iacono che vuole provare ad andare, fermato da 3, bloccato, quindi rimessa laterale per il Terrasini. Tutta la rimessa laterale, oggi il pallone, poi lo stop, prova a saltare il primo, ne salta uno, prova a saltare anche il secondo, poi c'è fuori gioco, ma la palla va messa in calcio d'angolo. Palla in mezzo, altissimo questo cross dentro l'area, attenzione perché ci sono vari tocchi di maglia, attenzione adesso perché può provare ad andare ancora bene qui il numero 11 Picciuca, va a scappare in mezzo a due, viene fermato per provare qua il pallone e quindi possesso ancora Terrasini, prova a giocare, ottimo, poi il rientro del compagno, ma la stanza dell'avversario si vede anche in questo contrasto. Il palla sulla sinistra, attenzione perché Cicchi potrebbe metterla in mezzo, 20 miglia, chiuso, ottimo l'intervento del giocatore in maglia rosa.
Ventimiglia la battuta dentro l'area, ottimo lo stop, invece no, spazza via il pallone di testa, prova a spizzare nel frattempo Cusimano, ma nel pressing sbaglia, poi in tocco il capitano del Terrasini. Sa laterale per i padroni di casa. Una battuta a Pecoraro, capare lungolinea, ultimo tocco dei blu, tra laterale per TF. Sempre Pecoraro la battuta. Stoppa per il pallone, pressato Pecoraro, mette in mezzo questo pallone rosa terra, poi prova il destro, schiacciato! Tiro velleitario, ma pericolosissimo, quello del numero 8 Arini Mattia. Direi che ha visto lenta la palla scorrere fuori, palla molto lenta. Nel frattempo la rimessa dal fondo per gli ospiti di casa, gli ospiti di oggi, scusate. Va a stoppare questo pallone, ottimo, qui il 9 riesce a girarsi poi in mezzo a due, trova la palla ma non si fa trovare pronto Caputo e quindi recupera il pallone all'ATF, ottimo il pallone lungolinea per adesso Cusimano che vuole provare ad arrivare su questo pallone, non ci arriva, sarà rimessa dal fondo, ottima la palla lungolinea data dal compagno, Cusimano non arriva. Gioca vicino il Terrasini, ma spazza via lontano il difensore di testa, prova poi ad arrivare Riggio, ma non ci arriva con il tempo, poi si trova pronto Danna che spazza via il pallone lungo, chiuso ancora una volta dal difensore blu, mette giù Picciuca, vuole provare ad andare via con un numero, protegge il pallone in mezzo a tre, poi prova a scappare, ci riesce in qualche modo, Picciuca ancora, viene fermato ma tutto regolare, dice il direttore di gara, possesso che ritorna adesso agli ospiti di questa partita. Lo fischia, si è fatto male Picciuca, non c'era fallo chiaramente. Nel frattempo la palla rischia qui qualcosa, il Terrasini poi non ve lo può andare via ma sbaglia anche lui tutto, possesso che ritorna agli ospiti, prova ad andare via il numero 6 con grande velocità, palla spazzata via, classe laterale per Terrasini. Palla lungolinea, giocata di testa, spizzata. Cerca il compagno che trova palla lungolinea per Cusimano che non arriva, si fa trovare pronto qui Palazzo Vincenzo con molta tranquillità, esce fa pallone suo, spazza poi lungo, di prima intenzione Pecoraro prova ad allungare il pallone, Cusimano poi il tacco prova a mandare il compagno, è fermato, riparte adesso il Terrasini, ripartenza per l'alto, arbitro fischia. Il gioco forse per un colpo al volto ricevuto un giocatore del Terrasini per il capitano. Parte il numero 7 del Terrasini, si ripartirà invece con quanto pare un calcio di punizione per il Terrasini.
1-0 con l'Eurogol di Scavone, ricordiamo, palla in mezzo, battuta ottimo sul secondo palo, poi si alza tantissimo il numero 5 di Ventimiglia Saverio, che comunque ha messo le ali per prendere questo pallone di testa più alto di tutti, non è riuscito a imbattere poi il pallone, peccato, ci poteva essere una grandissima occasione di pareggio di davanti alla porta. Ottimo anche il pallone messo in mezzo, palla che esce fuori e sarà calcio d'angolo. Nel frattempo c'è il numero 4 della TF, Riggio Riccardo a terra. Vi informerò io sul cronometro, sono 11 i minuti attualmente giocati, non sono 11, sono 10. Lo schema il Terrasini mette fuori area verso il secondo palo. Calcio d'angolo, raso terra, c'è un colpo, ma riesce ancora a giocare. Possesso per il Terrasini. C'è un po' di confusione nel frattempo in campo per il direttore di gara, a quanto pare che sta arbitrando un'ottima partita. Rimasto laterale, prova a girarsi, poi trattenuta, chiaramente sarà calcio di punizione assegnata al Terrasini Renzo Piccolo. Partita equilibrata fin qui, se non fosse stato per il gol per l'Eurogol di Scavone, ha fatto una rete incredibile, perché attualmente il Terrasini sta attaccando abbastanza, la TF che ha un po' di difficoltà ad uscire in questi 5 minuti. Sembra posizionarsi bene qui, tenta il destro, palla che esce accanto al portiere sul lato di destra, quindi sarà rimessa dal fondo e con molta calma Nuzzo può andare a prendere il pallone senza premura, chiaramente. Va addirittura Minardi a prendersi questo pallone, palla lunga a cercare Cusimano che prova a spizzarla di destra, viene fermata, attenzione alla TF che può farsi pericolosa dalla parte offensiva, pallone deviato, poi c'è la parte di Picciuca, ma in velocità voleva provare adesso a prendere questo pallone, riesce il giocatore dell'ATF a prendere questo pallone, poi c'è fallo forse invece di c'era il direttore di gara, prova a scappare ancora in preso il pallone, poi lo perdi, scivolata, non arriva a prendere il pallone, attenzione perché qui arriva il cartellino giallo, invece no, solo un richiamo verbale quello del direttore di gara. TF che quando esce, se esce benissimo, l'abbiamo appena visto, può creare chiarissime occasioni da gol,
Terracini che sembra in meno difficoltà a difendere la porta. Questo toglie perché comunque TF già è arrivato parecchie volte in porta senza troppe difficoltà. Lo vedremo come, anzi, che storia ci racconterà questa partita. Vittoria laterale deviata, altra rimessa. Che buona battuta, lungo linea, attenzione perché prova a scappare via. Adesso ancora il numero 7 Scavone. Scavone in mezzo a due, prova ad andare via con un tunnel, ci riesce Scavone, passa, ma viene fermato. Si batterà la rimessa laterale per gli ospiti. Mi soffoca qui l'ATF. Battuta rimessa laterale lunga. Randazzo prova a girarsi, poi d'esterno prova a girare questo pallone per il numero 10 che accompagna lungo linea. Attenzione perché è un'ottima azione creata quella del Terracini al momento. Ventimiglia passa, poi lungo linea per Polizzi, palla troppo lunga, esce fuori, messa al fondo, anzi no, fuori gioco a quanto pare. Ah no, la palla rimane in gioco, l'aveva preso il portiere, non l'ha fatto uscire. Dava di testa la spizza, attenzione a Scavone che prova ad andare lì. Yobua, ottimo intervento e palla lungo linea, adesso cercare a Picciuca che prova ad andare con un gioco di gambe. Picciuca, ottima la palla in mezzo per Cusimano che non arriva su questo pallone, ci arriva il portiere. Molto lunga questa rimessa, la fa sbattere a terra due volte qui Guencio, lo fischia. Calcio di punizione per la TF. Bellissima giornata qui oggi allo stadio Velodromo di Palermo. Bella giornata che accompagna sicuramente una bella partita. Direttamente in porta, portiere con i pugni che la mette in rimessa laterale, prova ad arrivarci, ci arriva, la tiene anche in campo, invece no, sarà rimessa laterale per i problemi di casa, che buona battuta. Alta tra le battuta, stavo a girarsi, attenzione perché vedo che qui fallo, invece non lascia ancora giocare. Arbitraggio un po' all'inglese quello di questa partita. Attenzione perché sbaglia lo stop, poi il destro, palla che si ritrova di Cusimano che la sotto con la finta. Cusimano, la palla rimane lì ed esce fuori di un soffio. Che si è mangiato Cusimano, si è voluto un gol incredibile, il gol del raddoppio, quello dell'ATF. Ottimo anche i riflessi del portiere Palazzo Vincenzo del Terracini, ma come ho già detto prima, occhio alla TF perché quando attacca, se attacca in maniera pericolosissima. Nel frattempo sbaglia lo stop e regala altra rimessa laterale per i padroni di casa. Giobò la battuta lungo linea, forse c'è una trattenuta, ma l'arbitro lascia ancora giocare. Palla direttamente lunga. Chiede di indietreggiare a Yobua in direzione di gara. Lancia la palla dall'altra parte, prova a metterla giù il numero 7, attenzione perché questo lo fischia. Calcio di punizione che batte veloce, attenzione perché c'è un rimpallo a sfavore, va a colpire il compagno.
calcio di punizione per il Terrasini, palla non tanto alta, infatti trova il giocatore in maglia rosa, Picciuca, palla Longolina per Cusimano, forse un po' troppo perché si fa trovare pronto il portiere che la tiene dentro l'area di rigore con le mani. Si rialza il pallone, vento che chiaramente frena, per passare via, poi la chiusura, ottima la chiusura, la palla che ritorna in possesso degli ospiti, gira il pallone adesso per Ventimiglia che prova ad andare via, Ventimiglia ancora con una giocata incredibile, palla in mezzo, fermato, palla che rimbalza, la palla in aria, rischiato qui l'ATF, serie di balli che hanno quasi confuso pure me. Nuzzo alla battuta, palla lunga a cercare sempre Cusimano, Arini, Iobua, palla lunga a cercare Picciuca che poi prova ad andare via, Picciuca in velocità larga e palla sulla sinistra, ancora Picciuca viene fermato, sarà rimessa laterale per il Renzolo Piccolo. Il blu si trova pronta, il pallone poi spazza via con tanta grinta, chiaramente Riggio qui un difensore importantissimo per condividere l'adrenalina. L'arbitro ha fischiato un calcio di punizione nel frattempo per gli ospiti. Cross rasoterra, palla che passa, per attenzione, secondo l'azione pericolosa qui quella del Terrasini, colpisce il pallone del capitano del Renzo per questo calcio di punizione. Ventimiglia alla battuta, cerca il lungolino di testa, ci arriva poi lo Iacono, ma spazza via il numero 5 Danna. Attenzione perché prova adesso in velocità ad arrivarci il numero 10, anzi il numero 11, scusate, Picciuca, da lontano non si vede benissimo. Laterale, il calcio d'angolo del TF che deve provare comunque ad allungare il risultato, perché comunque non è una partita sicura, una partita che sicuramente sarà piena di sorprese. Non rassegniamoci a questo 1-0, che ci sono vari attacchi offensivi di entrambe le squadre. Calcio d'angolo sul primo palo, attenzione da fuori area che controlla il destro, parata del portiere, poi la palla a Rivanelli, attenzione, confusione, costretto poi a spazzarla il numero 3 Parisi, ma la tiene in campo con un tunnel, l'ultimo tocco qui per di Picciuca, quindi sarà rimessa laterale per il rosa, attenzione, perché a quanto pare la palla era uscita già prima, dice il direttore di gara. E quindi sempre io buona battuta, batte questa rimessa laterale, portiere che la fa sua e adesso prova a fare salire i suoi con un rinvio lungo, vediamo che arriva, allarga il pallone sulla sinistra, può partire in contropiede di Renzo Picco, con questa palla in avanti, troppo centrale, si fa trovare pronto Danna, spazza via il pallone, ritorna in
possesso l'ATF, altra palla alta, lungo linea, cercare il compagno ma chiude bene il numero 5, riprende il possesso l'ATF con il numero 10, poi ottima la chiusura del numero 2 che riesce, prova a passare in mezzo a 3 a recuperare il pallone il Terrasini che poi nella lunga linea ci riesce, rientra bene con il destro, poi ottimo il recupero, Iobua vuole provare a chiudere, spazza via il pallone, allontana il pericolo qui il giocatore dell'ATF, ancora palla adesso quella per Picciuca, attenzione perché si stende qui l'ATF ma sbaglia il passaggio di appoggio Picciuca che palla lungo linea, ritmo al momento alto a quanto pare, poi viene chiuso, l'arbitro fischia, calcio di punizione per il Renzolo Piccoli Terrasini. Se no sul cronometro, alti 10 al tempo tempo, cross altissimo verso il centro dell'area, palla rimane lì, spazza via, il pallone è contropiede TF con Cusimano che vuole provare ad andare verso la fascia destra, ancora Cusimano, 4 contro 3, Cusimano prova a rientrare, doppio passo, ottima la finta ma anche ottima la chiusura del numero 3 Parisi Vincenzo, ottimo Cusimano perché ha fatto un grandissimo bel gioco di gambe, provare a mettere in confusione il numero 3, non ci è riuscito, ottimo, forse doveva pronto, come dicevo prima, Parisi, calcio d'angolo TF. Alla battuta il 10 Minardi, cross in mezzo dell'area di testa, colpito il pallone ma palla che ritorna da Minardi, poi esce fuori, rimessa dal fondo per il Terrasini. Pallone lungo a trovare maglia rosa, Cusimano poi è inciampato sul piede. Attenzione al contropiede adesso del Terrasini che prova a prendersi il centro del campo, il capitano sale poi sulla sinistra, ottimo il passaggio, prova ad andare la palla lungo linea ma c'è Danna su questa chiusura che dice di no, non lo fa girare, giusto quello che fa Danna in due su questo pallone, riesce in chiusura a chiudere poi Riggio, ancora passo Terrasini, riparte da dietro dal capitano, alza questo palombella per il compagno, ma si fa trovare pronto il numero 2 Pecoraro, palla lì, ultimo tocco e si deve avvicinare il direttore di gara, saliva a saltare per il Terrasini, battuto questo pallone l'arbitro dice di alzarsi. Accusa un colpo il numero 10, ma attenzione perché arriva il primo cambio della partita neanche alla fine del primo tempo, entra il numero 16 Abate Lorenzo, ho capito, esce forse il numero 7 Urso Emiliano che aveva accusato un colpo alla testa poco fa, a quanto pare c'era sangue ma nulla di troppo grave, speriamo, per il numero 7. Si riprende nel frattempo il gioco qui al velodromo, palla rasa terra, situazione pronto il difensore, qui c'è fuori gioco di rientro ma l'arbitro non lo vede, prova a girarsi, Danna spazza per il pallone, attenzione perché qui rischia il numero 5, possesso recuperato, invece no, serie di rimpalli a sfavorire questa volta l'ATF, attenzione perché deve uscire il portiere, si può trovare pronto nel frattempo Nuzzo Manfredi. Scusate
per lo starnuto, ma attenzione a Cusimano che adesso prova ad andare. Cusimano controlla il pallone, Cusimano in mezzo, non c'è nessuno, palla spazzata via, rimessa laterale per l'ATF. Chiarissima occasione da gol dell'ATF che poteva allungare sul 2-0 prima del secondo tempo. Ottima la giocata di Cusimano, ma nessuno si è fatto trovare pronto lì davanti alla porta, perché il passaggio era ottimo quello di Cusimano, ci voleva soltanto l'appoggio del compagno per insaccare la palla in rete. Si riparte la rimessa della battuta da Yobua. Arbitro fischia, calcio di punizione. Lunghissimo, di testa in su questo pallone, protegge, prova a girarsi, fallo lì, che arriva il fischio del direttore di gara. Partita che in questo tempo vede tantissimi falli, molte interruzioni, quelle che ci sono state fino a qui. Peccato, comunque la partita, se non ci fossero tutte queste interruzioni sarebbe una bella partita, questo è poco ma sicuro, che non lo sia. Sicuramente darebbe più grinta, più sangue scorrere nelle vene ai giocatori, anziché ogni 3 minuti un'interruzione. C'è che batte nel frattempo direttamente in porta. Il vento non aiuta al numero 4 del Terrasini a raggiungere l'obiettivo di arrivare in porta. Nuzzo gioca vicino, un lancio, solito schema quello del TF, attualmente così uno prova a strizzare di testa, non ci riesce, la tiene in campo, invece no, la fischia, rimessa per la TF. Pecoraro lungo linea, fortissimo questa palla, non trova il compagno, trova l'avversario. Prova Nuoci Pecoraro alto, attenzione, cercata Picciuca, esce il portiere ma la palla Sportelli, Picciuca! Arriva il 2-0, doveva arrivare il gol del numero 11, non è partita se non segna lui, e attenzione perché nel frattempo a terra ci sono 2 giocatori del Renzolo Piccolo, a quanto pare portiere e compagno si sono scontrati per provare a recuperare questo pallone. Giustamente l'arbitro non fischia perché non c'è di mezzo il giocatore in maglia rosa, l'autore del gol. Quindi Picciuca si è ritrovato la palla a ricadere sui piedi, non può fare altro che metterla in rete e arriva il 2-0 per i padroni di casa. Primo tempo a quanto pare saldato, almeno per adesso. Devo capire cosa ci dirà il secondo tempo, se non dopo aver subito il secondo gol qui il Terrasini non si demoralizzi del tutto, perché comunque, come ho già detto prima, non sta difendendo nel miglior modo possibile. La TF arriva facilmente in attacco, questi poco bravi loro a concretizzare, ma possono fare di meglio la TF, ma potrebbe fare anche di meglio il Renzo Lo Piccolo che subisce dei gol al termine quasi del primo tempo.
attenzione perché qui il portiere del Lorenzo Terrasini sembra aver accusato il colpo alla schiena, fatica a camminare a quanto pare, ma sembra che ce la faccia, si rimette tra i pali. 2-0, ci sarà molto da recuperare, si riparte per il Terrasini, questo pallone arroccato verso l'avversario, mette giù questo pallone. Reazione del Terrasini adesso, mette in mezzo, attenzione perché si trasforma in un tiro. Qua sembrava la palla arrivare alle spalle del portiere Nuzzo, ma la fa sua con molta semplicità. Di testa Cusimano, Picciuca allunga ancora per Cusimano, è giusto quanto pare c'è questo schema, esce il portiere, Cusimano in scivolata, attenzione perché qui da dietro l'arbitro mette la mano in tasca, arriva il cartellino giallo, il primo della partita per Cusimano. Altra poca intesa tra i compagni in maglia blu col portiere. Ha chiesto di uscire, il portiere si è fatto trovare pronto. Il portiere si butta giù ma si rialza, si è messo a zoppicare. Attenzione perché qui il portiere non riesce più, esce quindi il numero 1 Palazzo Vincenzo, entra il numero 12 Di Maria Marco. Se proverà a fare meglio adesso qui il Terrasini con il cambio del portiere, che sono 2 cambi quelli della squadra ospite di oggi. Ottima la chiusura, allunga il pallone, fermato, guardate in campo il numero 10 Polizzi, prova a girarsi, palla lunga, battuta di testa, non ci arriva nessuno, ci arriva il giocatore in maglia rosa con l'ultimo tocco del direttore di gara, sarà rimesso a entrare per appunto il direttore di gara, batterà lui con le mani. Battuta la palla in mezzo, questo pallone chiude da attenzione il numero 8 che si può fare pericoloso adesso qui il Terrasini, ma ottimo arriva la copertura di Arini che con molta esperienza si mette avanti il giocatore, tra palla e giocatore, si prende un ottimo calcio di punizione. Lunga palla di testa spizzata, attenzione per Cusimano che già deve stare molto attento, palla che prova a passare, non ci riesce, ancora la chiusura, altra botta presa, ma attenzione perché la palla prova a rimanere in campo, esce poi il portiere e la fa sua, prima palla conquistata dal numero 12 Di Maria, palla lunga, di testa a Riggio non ci arriva. Ottima la chiusura, adesso Cusimano, ottimo l'appoggio, ottimo, gioca bene qui il tiro che esce fuori Di Maria, la fa sua al limite d'aria, non c'è fallo chiaramente, ottimo, qui si fa trovare pronto Di Maria, trova il corridoio per il numero 6 Randazzo che prova ad andare via, indisturbato Randazzo, palla lungolinea, Pecoraro, ottima chiusura per Riggio, altra palla lunga, cercare a Cusimano ma è fuori gioco, attenzione perché vuole provare ad arrivare nel frattempo Picciuca dall'altra parte del campo. Palla lunga, in mezzo questo pallone di testa, poi chiude Picciuca, prova ad andare via, c'è un tocco con la mano, lascia giocare, attenzione perché può provare ad andare adesso Arini, viene fermato. Finisce qui il primo tempo di gioco.
2-0 per i padroni di casa. Gol sono arrivati da Scavone Francesco, un gol bellissimo, quello di Scavone Francesco, e poi segna Picciuca su errore della difesa avversaria, mentre altri eventi della partita già il Renzolo Piccolo ha sfruttato i suoi due cambi in maniera molto rapida, tutti e due per infortuni a quanto pare, non erano organizzati questi cambi, erano cambi imprevisti. Quindi ci rivediamo tra pochissimo, 10 minuti di pausa e ripartiremo con il secondo tempo.
squadre riscese in campo. Adesso si aspetta il fischio del direttore di gara per iniziare questo secondo tempo che vede avanti con la TF. Non sono stati effettuati altri cambi, è iniziato il secondo tempo. Pecoraro è proprio a tenerlo in campo ma non ci riesce, quella che esce fuori, rimessa laterale per gli ospiti. La rimessa laterale, testa Pecoraro, prova a giocare dietro, Riggio non arriva con il piede ma con tanta grinta prova a recuperare l'avversario, non ci riesce, palla che esce fuori, rimessa dal fondo per i padroni di casa. Il Terrasini nel frattempo, spazio per Danna, lunga linea, chiuso, palla che arriva direttamente di Mondi, vicino all'area rigore della TF. Battuta rimessa laterale da Pecoraro, lungo linea poi toccata, ancora il pallone, altra rimessa tra l'avanza la TF con molta calma. Testa lontana, poi prova il numero 10 a prendere questo pallone Minardi ma non ci riesce, si ripartirà con il possesso blu. Minardi recupera il pallone, lascia giocare il direttore di gara, poi Minardi in lungo linea a cercare sempre a Cusimano, attenzione al pressing adesso, c'è il tocco, l'arbitro fischia, calcio di punizione deve fare, attenzione Cusimano perché è già ammonito, l'unico della partita, ha rischiato anche qui Cusimano, forse non l'ha fatto sicuramente apposta e l'avversario che inciampa su di lui. Terrasini anche da Randazzo, ottimo poi la progressione di Veneziani che cerca la palla a lungolinea a tagliare tutti, attenzione al Terrasini che si fa pericoloso adesso, mette il pallone a rimorchio, Iobuo si fa trovare pronto lì, spazza del pallone, serie di finte, ottimi recupero, l'arbitro lascia giocare, ancora possesso per il Terrasini, c'è a terra un giocatore della TF, il pallone, Rosaterra cerca la palla lunga, ottimo, poi l'anticipo di Pecoraro, altra palla lunga della TF, possesso Terrasini, l'arbitro fischia, c'era gioco in corso, c'è ancora un giocatore della attenzione perché arriva qui il direttore di gara, arriva anche l'ammonizione al mister del Terrasini, tifosi che applaudono questa decisione dell'arbitro. Palla in mezzo, attenzione perché il vento fa girare il pallone, la fa sua il portiere Nuzzo.
Cioè, perché Terrasini sembra essere sceso in campo con una mentalità diversa. Io Bua, poi l'arbitro fischia, calcio di punizione per il Terrasini. Scende con più voglia il campo il Terrasini, chiaramente si vede da come sta giocando per essere il Renzolo piccolo. Calcio di punizione, mette in mezzo, si trasforma in un tiro troppo centrale, lì senza pensieri, Nuzzo la blocca senza difficoltà. Palla lunga, cercare sempre a Cusimano barra Picciuca, la palla rimane lì, attenzione perché recupera nel frattempo il numero 8, sull'ata lì dietro, riesce a saltare poi l'uomo Giannola. Fermato, ottimo giro di Pecoraro che allarga adesso il pallone sulla destra, c'è progressione, riparte dietro dal numero 10 che lancia questo pallone verso Picciuca che deve andare in velocità, non ci riesce perché la palla rimane lì, ancora Picciuca prova ad andare via poi con un numero, protegge il difensore col corpo, è costretto, riparte dietro dal compagno, palla spazzata via, mette giù bene qui lo Iacono a cercare questo corridoio. Palla troppo lunga, lo fa sua il portiere Nuzzo. Schierata molto bene la formazione di casa. Ciuca in mezzo a due, l'arbitro non fischia, dice di alzarsi e quindi riesce adesso il Renzolo piccolo a giocare. Palla lungo linea, Iobua chiude. C'è fallo lì sul rotore del primo gol Scavone. C'è punizione per il rosa. Danno alla battuta. Lunga a cercare il compagno, non lo trova, attenzione perché si alza un campanile dall'altra parte del campo, ma c'è Pecoraro in velocità che chiude in rimessa laterale questo pallone, vuole evitare qualsiasi pericolo, fa rifiatare chiaramente pure la squadra. La rimessa laterale, in due a pressare l'avversario, poi palla in mezzo a tagliare tutta l'area, c'è Iobua su di lui, non fa nulla, copre soltanto lo specchio della porta, c'è Nuzzo che esce e si va a trovare pronto. Spazza via lungo Nuzzo, a cercare Cusimano, e prova a controllare giù, c'è Scavone, ma ottima poi la chiusura del numero 10 Minardi. Guerci su questo pallone, non ci arriva. Ottimo, poi l'appoggio del compagno in maglia blu, spazza via lunga danna. Sbaglia poi l'aggancio. Quercio di testa a cercare Cusimano. L'arbitro fischia addirittura fallo per i padroni di casa. Non so se è giusta la scelta del direttore di gara. Pecoraro alla battuta, forte rasoterra, non trova nessuno, trova il compagno di ripartenza del Terrasini, ma recupera bene qui il numero 8 Arini. Minardi alla battuta, ancora una volta pallone che non si alza, deve recuperare ancora Arini, Iobua poi riesce a toccare il pallone per Picciuca che non riesce a tenere in campo, rimessa laterale per i blu. Iobua spazza via, allora è rimasto, attenzione a Cusimano, era partito Picciuca, poi Scavone che prova a recuperare questo pallone, spazza male, prova a mettere poi giù Scavone, c'è un fallo con la mano, attenzione perché Cusimano rischia ancora.
Attenzione perché qui l'arbitro lascia giocare, non lascia la distanza. Picciuca viene spinto, l'arbitro lascia giocare, non c'è fallo. Attenzione perché qui il Vettigara aveva sbagliato già nel calcio di punizione, doveva fischiare perché non ci sta la distanza di 1 metro. E se posso dirla, ci stava pure la munizione, tra l'altro su Cusimano, non perché sia chiaramente di parte, ma qua Cusimano ha rischiato veramente tanto di lasciare la squadra in 10. Dieci minuti trascorsi di questo secondo tempo, già portato in laterale in possesso per il Lorenzo Piccolo, prova a chiudere, si butta giù, ma l'arbitro lascia giocare, mette in mezzo sul secondo palo, arriva poi Riggi di testa a spizzarla, prova a allontanarla, poi di sopra prova a portargliela a Guercio, ma ancora possesso per il Terrasini, con la finta prova ad andare, non c'è fuori gioco, lascia giocare l'arbitro, con una finta rientra, riparte dietro, poi ottima la lettura di Minardi e mette il pallone di rimessa laterale. Rigio di lui, ma c'è poi la chiusura, spazza via Danca. Attenzione perché c'è Picciuca che controlla, prova ad andare via Picciuca, ha fermato, riesce a uscire in mezzo a 3, attenzione al Lorenzo Lo Piccolo che prova ad andare il destro, palla che non esce di molto. Attenzione perché qui ATF deve svegliarsi, deve rispondere alle battute del Terrasini. Ci sono 2 cambi per il Terrasini. Entrano Cataldo e Gambino, esce fuori il numero 10 Polizzi, il giocatore non l'ho visto, attenzione perché poi esce anche Guercio ed entra il numero 18 Barone Daniele. Pazza via il pallone, Scavone appoggia al compagno Pecoraro, poi trova il passaggio lungo per Picciuca e prova ad andare via con una finta. Picciuca, passaggio al compagno, Arini a cercare Cusimano, gli dà ottimo l'appoggio, Scavone per Cusimano, salta il portiere, invece no perché la palla rimane lì, ancora Cusimano, prova a girarsi, salta una finta, Cusimano mette in mezzo questo pallone per Scavone, palla che passa, Arini, il destro! E arriva il gol di Arini a siglare il 3-0, risponde l'ATF con un gol dopo i vari attacchi. Esultare sempre sotto la tribuna l'ATF e adesso è difficile per il Lorenzo Lo Piccolo fare 3 gol, almeno provare a pareggiare questa partita. Partita tutta in salita adesso per il Lorenzo Lo Piccolo Terrasini. Ed esce adesso Cusimano, ottima prestazione e si vede, gioca per la squadra, gioca anche molto per i compagni. Questo gol è arrivato chiaramente grazie a lui. Ed entra al posto suo Turturici Edoardo. Giusta la scelta qui del mister a farlo uscire, perché comunque rischiare di perdere un giocatore del genere per un'altra munizione, ha rischiato già parecchie volte il numero 9 del TF, poi prova a girarsi, l'arbitro fischia, calcio di punizione per i padroni di casa.
Pecoraro alla battuta, alla lunga, cerca non è entrato, non scavala su questa palla, protegge col corpo Pecoraro, palla che esce, rimessa per il rosso. Palla che prova a passare, Nuzzo Piccolo prova ad attaccare, tenta il destro dalla distanza, Nuzzo la fa sua con molta calma, tiro centralissimo. Spazza via Nuzzo. Arini, autore del terzo gol, allontana la palla, e la palla è blu. Attenzione adesso che la palla si gioca a centrocampo, cambia, ottimo gioco per anche lui il entrato Gambino. Per il pallone Arini in mezzo a due protegge benissimo, però il nostro grado sarà per Terrasini. Ora lungolinea, c'è Iobu a prendere posizione, spazza male e cade, attenzione perché Terrasini che avanza pian piano con la rimessa laterali, tutta in mezzo di testa, di spizzata, Riggia, attenzione perché la palla rimane lì, poi il sinistro la finta, allontana Pecoraro. Ritorna la palla dalla parte ancora di Pecoraro, palla che esce fuori, sarà calcio d'angolo per il Terrasini. L'unica cosa a influire su questa bellissima giornata qui a Palermo è il vento, un vento che infastidisce molto, che non riesce a dare la traiettoria che i giocatori vogliono, quindi facciamo la battuta in mezzo sul secondo palo di testa, poi salvataggio, invece no, arriva il gol del Renzo Piccolo, Terrasini, ottimo il gol di testa, arriva del numero 5, quindi testa Ventimiglia, ha provato Riggi a salvarla sulla linea, l'ultimo tocco, ma non può farci nulla, ci aveva provato, 3-1, attenzione perché il Terrasini vuole provare almeno a recuperare questa partita. Attacca ancora il Terrasini sulla fascia sinistra, riesce a passare, poi si allunga troppo il pallone e la tiene in campo, invece no, l'ultimo tocco forse è della maglia rosa e attenzione perché sarà calciato ancora per il Renzo Piccolo. Arriva il cross di nuovo sul secondo palo, invece in mezzo all'area esce il portiere, la palla rimane lì, spazza via Scamone e attenzione adesso al contropiede. Picciuca allunga, voleva provare il lancio al compagno, ma non ci riesce, spazza via il pallone in rimessa laterale. La lungolina a cercare Picciuca, appoggia bene Darini, a cercare adesso il corridoio in mezzo per il non entrato Turturici, arbitro fischia, calcio di punizione per la TF. Il 20 sul cronometro di gioco. Varriggio sulla battuta. Varriggio il destro forte, poi di testa la spizza il numero 19 Turturici. Passare, ci riesce, sale il
Numero 4 Giannola, adesso cerca il corridoio, mette giù con calma il numero 9, si gira, palla di petto, poi stop nel sombrero, la palla rimane lì, c'è qualche scontro troppo, spazza via Pecoraro, male, qui pente il destro, attenzione a spazzare Viarini, ci riesce a spazzare, prova ad andare Turturici su questo pallone che se ne andava via, se l'arbitro non avesse fischiato questo calcio di punizione. Calcio punizione a metà campo per il Terrasini e sta provando, comunque ancora mancano 15 minuti, palla in mezzo si trasforma in un tiro, Nuzzo la fa sua. Turturici allunga il pallone, attenzione perché lì Scavone lo recupera. Scavone vuole provare ad andare con la finta, non ci riesce, la palla rimane in campo, l'arbitro non fischia. Pecoraro a spazzare via questo pallone, Vento che frena sempre la palla, come ho detto prima. Signori vuole provare a prendere questo pallone. L'arbitro fischia, calcio di punizione fatto da Barone, non so se è giusta anche questa scelta. Direttamente in porta e arriva un gol incredibile del capitano del Renzo Lo Piccolo Terrasini, che si inventa un gol praticamente da metà campo sul calcio di punizione, dove qui Nuzzo non può far nulla. E attenzione perché adesso qui la partita si riapre del tutto, deve reagire l'ATF perché adesso il risultato è tutt'altro rispetto a quello che era prima. 3-2, recupera i 2 gol al secondo tempo qui il Terrasini. Sicuramente a partire da adesso sarà tutta un'altra partita a mettere giù il pallone. Attenzione al Terrasini che prova ad andare, ci sta credendo adesso. Ha fatto un gol incredibile qui Giannola, palla in mezzo al secondo palo, Nuzzo la fa sua. Spazza via a cercare Turturici, costretto ad allungare lungo linea dove c'è Picciuca, ma palla che non arriva. Attenzione solo che qui Terrasini sembra giocare meglio, palla lungo linea, attenzione perché passa, ma c'è Nuzzo che si fa trovare pronto, la controlla poi con i piedi, con molta calma la fa solo con le mani. Spazza via Nuzzo, resta Minardi, poi Riggio riesce a prendere questo pallone, Barone, Minardi allunga per Picciuca, attenzione perché rischia qui la difesa. Turturici controlla e mette giù, si gira Turturici, salta l'uomo, ancora Turturici, poi scivolata, non viene fermato. Scavone salta al primo, ancora Scavone, il destro, Scavone! Palla che esce fuori di pochissimo, sembrato gol da qui. E sta facendo una doppietta qui Scavone, quasi un altro gol bellissimo. Si gira sulla sinistra, palla che esce fuori, rimessa a 3 per l'ATF. Guarda la battuta, spinta, altra rimessa laterale per l'ATF.
battuta in mezzo da Pecoraro, non c'è nessuno dei compagni, solo maglie blu, spazza via il pallone, palla che arriva ai piedi di Danna che allunga a cercare Picciuca. Copre il pallone, poi la fa uscire il numero 8 Arini. Sarà rimessa per l'ATF, battuta per Picciuca che vuole provare ad andare via Picciuca protegge col corpo, Picciuca poi numero con il tunnel, riesce a passare per questa palla in mezzo, viene fermato, io un po' di testa, allontana, cerca la punta, palla allontanata, attenzione al Terrasini che ci crede, questo è poco ma sicuro. 3-2, ricordiamo il risultato. Lunga la rimessa laterale, testa, palla che rimane lì, poi Barone allontana, protegge con il corpo Scavone ma l'arbitro lo lascia giocare, mette giù il pallone, poi ottimo il recupero, adesso Picciuca di tacco per appoggiarlo, l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'ATF. Rigia la battuta, lunga, cercate a Arini, trattenuta, l'arbitro fischia, calcio di punizione, adesso invece no, ha dato il calcio di punizione al Renzano Piccolo. Già battuta sulla sinistra dove è solo, può andare in velocità il compagno a prendere questo pallone, lungo linea. Attenzione perché scoperto lì il TF, rientra bene, punta l'uomo, accettare ancora una volta il passaggio lungo linea. Attenzione perché qui c'è campo per andare, allarga dietro, parte il destro, in fondo. Siamo quasi a 30 minuti di gioco, manca poco alla fine di questa partita. Attenzione perché nel frattempo qui rischia Minardi, ma poi recupera e spazza via il pallone, spizzato Terrasini adesso che è in avanti, spazza via Arini, che partita che sta facendo. Riesce a giocare in mezzo a due, riesce a saltare l'uomo, ancora il capitano che gioca ma sbaglia il controllo del compagno, di testa, respinge il pallone, poi gioco pericoloso invece no, recupera bene Barone che spazza via questo pallone, palla che arriva nelle piedi del numero 5 Ventimiglia, a giocare la palla lungo linea, attenzione arriva Nuzzo, la palla rimane lì, sembra se si fatto male qui Nuzzo. Piccola distrazione qui da parte dell'ATF e credo che arriverà un cambio per il mister dell'ATF. Bottone rimessa laterale, mette il pallone in mezzo, Nuzzo. Allontana Nuzzo. Male, rimessa laterale per il Terrasini. Posso sempre Terrasini, palla al capitano, ultimo tocco del direttore di gara.
E arriva anche la munizione per il numero 19 Tortorici che allontana il pallone. La palla rimane lì, prova a girarla fuori, attenzione Picciuca può andare in controllo verso l'ATF, Picciuca in mezzo a due viene fermato, possesso che rimane libero, adesso però prende il pallone Barone, si recupera, sarà fallo su di lui, calcio di punizione per l'ATF. Altri due cambi per l'ATF che sembra voglia di perdersi. Entreranno 13 Buffa, 17 Frisco. Nel frattempo esce il numero 7 Scavone, autore di un gol bellissimo. Ed esce anche il numero 19, a quanto pare Tortorici. Era appena entrato. Non capisco perché questo cambio. Fa una battuta. Riesce a comprare Pecoraro. Barone prova a girarsi in mezzo a due. Ancora Barone. Col corpo prova a tenere il pallone. Poi tunnel, la palla rimane in campo. Possesso per i blu. Prova ad andare. Attenzione perché non è ancora finita. Progressione ottima per l'arbitro fischia. Calcio di punizione per il Terrasini. Calcio di punizione, batterà l'autore della seconda rete per il Terrasini, ma attenzione c'è forse un altro calcio di punizione, c'è un fallo con la mano, dice il direttore di gara. Avanza quindi il numero 4 Giannola Jacopo, che da qui, se è stato pericoloso la linea di centrocampo, da qui potrà essere anche molto più pericoloso. Nel frattempo sono quasi finiti i minuti regolamentari, questione di qualche secondo, si aspetterà il direttore di gara che darà i minuti di recupero. Nel frattempo c'è la ola dei tifosi, parte il destro! E arriva il pareggio all'ultimo respiro, è arrivata la doppietta anche di Giannola Jacopo che ha fatto un gol incredibile. Questa partita l'ha praticamente pareggiata lui, è un difensore centrale che comunque fa questa differenza, è bella per la squadra, è una cosa che rende molto utile. Ci sarà un altro cambio nel frattempo per l'ATF, il risultato che va sul 3-3. Come dicevo prima, era difficile poter recuperare questa partita per il Terrasini, e invece no, è stato difficile sì, ma l'hanno fatto, sono riusciti nell'impresa. Cambi nel frattempo da parte della TF. Sarebbe un peccato nel caso la TF dovrebbe perdere questi 3 punti preziosissimi, andrebbe comunque a prendere un punto, ma partita 3-0, partita quasi finita, ribaltone incredibile quello del Terrasini. Palla in avanti adesso l'ATF che è scesa in secondo tempo con un'altra mentalità. Prova a recuperare questo pallonarini, l'arbitro lascia giocare, attenzione adesso perché vuole andare palla lungo a cercare Picciuca, l'arbitro fischia fuori gioco.
Attenzione alla palla lunga, Riggio, altra palla lunga in mezzo, attenzione, deve uscire Nuzzo, la fa sua, poi spazza Lungolini a cercare Picciuca, ancora Giannola, poi allontana anche Minardi. Rimessa per la TF, l'arbitro non ci ha ancora detto quanto saranno i minuti di recupero, ma è questione di pochissimo. Barone per Riggio che alza questo campanile, respinto, rimessa laterale in fase offensiva quella della TF. Battuta rimessa laterale, altra ancora per la TF. Spinta la palla, c'è Iobua che manda avanti i compagni, colpisce con il pallone, palla che va verso il campo laterale. Grazie. Sarà quindi rimessa laterale per gli ospiti questa partita, il Terrasini, che comunque un ottimo ribaltone, è bello vedere queste partite. Possesso quindi TF, viene fermato, Terrasini che ha preso fiducia, prova ad andare via, allarga il gioco dall'altra parte del campo, controlla bene il numero 14, attenzione al contropiede, Iobua saltato, riesce a saltare un'altra, prima fischia, calcio di punizione ai danni del numero 11, attenzione perché c'è una trattenuta di palla, il Barone, l'arbitro lo richiama verbalmente, altro calcio di punizione, andrà sempre il numero 4 alla battuta, con i suoi calci piazzati che comunque sono pericolosissimi. Batte in mezzo questo pallone di testa, è finita 3-3 il risultato di questa partita. Ricordiamo il vantaggio del 3-0 dell'ATF, viene recuperata poi all'ultima da due grandissimi gol del numero 4, anche il capitano che nel vero senso della parola, un punto chiaramente importantissimo, arrivato a questo punto si è trascinato sulle spalle completamente tutta la squadra. 3-3 al velodromo, stadio di Palermo, tra TF e Terrasini. Concludiamo qui questa partita, grazie per averci seguito. Qui Sport Sicily, Gabriele Abate che vi parla. Adesso inizierà tra pochissimo un'altra partita. Buona